Passiamo ora alla salute con il dottor Madeschi, curatore della rubrica 3 minuti per la tua salute. Vediamo. Bentornati alla nuova puntata di 3 minuti per la tua salute, il programma di Videosound che fa informazione sulla salute del nostro territorio e non oltre. Oggi continuiamo sulla carrellata dei vari tipi di patologie. Abbiamo parlato di quelle chirurgiche, oggi parliamo di quelle urologiche. Abbiamo il piacere di avere qui il dottor Gaspare Fiaccavento, che è primario della divisione di urologia nella casa di cura Rizzola e ha lavorato per tanti anni nella sanità pubblica. Ecco, lui oggi ci parlerà un attimino cos'è l'urologia. Intanto grazie. L'urologia diciamo che è la specialità chirurgica, prevalentemente chirurgica, ma che si occupa anche di problemi di tipo medico, che interessa ed è interessata a tutte le patologie dell'apparato genito-urinario. Quindi spazia dal rene alla vescica, alla prostata e all'apparato genitale. Questo fa sì che l'urologo in genere è in posizione privilegiata anche per occuparsi di andrologia, perché non dimentichiamo che l'andrologia è una specialità, una subspecialità, chiamiamo così, in cui l'urologo ha le competenze sia per occuparsi dell'eventuale correzione chirurgica di malformazione o di problematiche di tipo andrologico, ma anche di tipo medico. Diciamo che la patologia di elezione per l'urologo è la prostata, è inutile girare attorno al problema, tutte le altre patologie, la calcolosi, le infezioni delle vie urinarie, le malattie tumorali del rene e della vescica, ci sono sicuramente, però la patologia principale è quella della prostata, sia nella sua forma benigna o comunque nel caso in cui dia disturbi all'eliminazione dell'urina, e anche tumorale. Oggi il tumore della prostata purtroppo è in grandissimo aumento e tiene praticamente il secondo posto nell'ambito delle patologie tumorali dell'uomo. È aumentata, diciamo, almeno di 20 volte l'incidenza della malattia nell'ultimo trentennio. Ed è diventata anche sempre più chirurgica rispetto a una volta, cioè se ne operano tante di più, almeno vedo quello che operi tu, insomma. Sì. È diventata molto più chirurgica perché oggi conosciamo meglio quella che è l'anatomia della zona, e mentre una volta la chirurgia prostatica, ma non solo per la parte diciamo così tumorale, ma anche nelle patologie benigne, era considerata una malattia dal maschio molto invalidante, perché c'è l'assioma che non è vero, che quando vieni operato di prostata non sei più uomo, cosa assolutamente non vera. E non c'erano delle tecniche tali per cui spesso si avevano delle complicanze gravi, e negli anni 50 la chirurgia della prostata aveva una mortalità intraoperatoria o perioperatoria che arrivava anche al 20-30%. Oggi praticamente inesistente. Bene, ringraziamo il dottor Fiaccavento, che avremo ospite la settimana prossima per parlare di cosa fa più specificatamente lui nel suo reparto con i suoi collaboratori.